Amici e amiche di Dentro Fuori Channel, pensavate che avevamo mollato la presa? Cioè no, come vedete siamo in territorio di San Basilio davanti a un altro gioiello della storia nuragica, il nuraghe Sommo e Sorcu, che vediamo qui davanti a noi. Speriamo di darvi delle immagini, delle belle immagini, insomma, affinché possiate godervi questa struttura. Come possiamo vedere, conserva ancora tanto. Proviamo a arrampicarci sulle mura perimetrali per capire un po' meglio. Chiediamo scusa, ma dobbiamo cercare di capire meglio come è fatto dentro questo nuraghe. Eccoci qui, saliamo sopra, ecco qui. Nuraghe Sommo e Sorcu di San Basilio, signore e signori. Eccoci qui, una struttura, come vediamo, semidiroccata. Peccato, conserva ancora tanto, però sembrerebbe un nuraghe forse monotono, non ha molto al suo intorno, ma possiamo vedere comunque che ci sono delle risultanze interne. Un ingresso qui purtroppo è completamente tappato dalla vegetazione, ma comunque possiamo intravedere un ingresso di classica conformazione. Nuraghe Sommo e Sorcu di San Basilio, che ha bisogno anche lui della sua giustizia. Proviamo a scendere un attimo un po' meglio. Eccolo qui, c'è molto poco attorno. Perché purtroppo la vegetazione qui la fa da padrona e non si riesce a capire come poter usufruire di una buona, peccato, è un po' problematico scendere qui, potrebbe diventare pericoloso. Purtroppo stiamo tenendo con una mano il telefono, quindi vi ricordo il nuraghe Sommo e Sorcu di San Basilio. Eccoci qui, live in Dentro Fuori Channel. Ecco, siamo riusciti da qui, però certamente come cerchiamo di allontanarci per far vedere il nuraghe a distanza, c'è la vegetazione che ci blocca. Quindi, come vediamo, una struttura possente comunque. Potrebbe essere un semplice monotorre, sembrerebbe così. Comunque di tipologia sempre a Tolos. Risaliamo sul nuraghe, sperando di riuscire meglio a indicarvi qualcosa con cui poter vedere all'interno. Qui purtroppo non si capisce l'affidabilità del terreno per vedere, no, forse fa scendere così. Sì, riusciamo un attimino a scendere e spostando la vegetazione cogliamo una cella, più di una cella, forse una scala d'ambito. Comunque non rischiamo di più perché non vogliamo correre il rischio di farci male, comunque, perché poi comunque sono tutti i risultati del crollo. Come vediamo, cerchiamo di muoverci per la vegetazione. Qui camminiamo sicuramente sopra il crollo della Tolos. Anche qui, come vediamo, c'è un altro ingresso. Nuraghe Sommo e Sorcu di San Basilio, come vi avevamo detto, e come vi abbiamo detto, noi, anche se abbiamo preso qualche giorno di pausa, non stanchiamo comunque di farvi vedere la nostra storia live in Dentro Fuori Channel e anche nella caccia di nuraghi.
Caccia di Nuraghi, la pagina Facebook, dove sapete che trattiamo di nuraghi. Eccoci qui, una struttura anche altina, guardate un po'. Adesso non vogliamo disturbare più di tanto perché abbiamo avuto l'autorizzazione, perché questa è una proprietà privata, di entrare chiaramente senza cagionare danni. E fortunatamente comunque viene conservato e non è stato danneggiato questo gioiellino veramente interessante, semplice ma essenziale per farci ricordare di chi siamo, da dove veniamo e quali sono i nostri padri. Ok, quindi non scordiamolo mai. Quindi guardate un attimino che cosa bella. Come al solito vi illuminiamo con il paesaggio circostante. Ricordiamoci che l'altro giorno abbiamo visto proprio nella pineta di fronte sopra San Basilio, Pizzugrano se non ricordo male si chiama la pineta, abbiamo visto il nuraghi appunto San Basilio, che è in condizioni molto più deleteri di questo. Che dire amici cari, come al solito dovete comunque cliccare mi piace sul video per poter comunque usufruire di tutti i caricamenti, accendete la campanella e quindi verrete avvisati di ogni caricamento che opereremo sul nostro canale. Dentro Fuori Channel, il canale YouTube dei Nuraghi, che continua comunque imperterrito nella sua missione di denunciare e dare voce a tutte le strutture nuragiche che giacciono in silenzio o sottoterra o comunque oscurate dagli interessi di qualcuno, che comunque meritano di essere chiaramente meglio curati e meglio valorizzati. Adesso cerchiamo di, eventualmente parlando, come vedete qui comunque è immerso di vegetazione, comunque c'è un salto abbastanza grande, forse saranno 3 metri da terra. Ok, 3 metri da terra. Adesso noi pian piano con la vostra compagnia proviamo a riscendere, e forse non fa da qua, ricorreremo il rischio di farci male. Proviamo a riscendere da dove siamo saliti. Chiediamo scusa, ma stiamo scendendo in arrampicata nelle pietre dalle mura perimetrali di Nuraghi, perché altro ingresso non c'è per poter raggiungere questa struttura, che comunque è stata contornata da dei muretti a secco più attuali. Ok, quindi amici cari, permetteteci ancora un piccolo salto in mezzo alle pietre. Ok, come vedete qui. Opla, perfetto. Allora, amici, amiche di Dentro Fuori Channel, quindi Nuraghi Sommo e Sorco di San Basilio, da cui vi mandiamo un abbraccio. Non dimenticate di seguirci, perché questo e tanti altri Nuraghi. Ciao amici cari, un abbraccio grande.